Decessi non urgenti, visite ed esami negli ospedali, la Regione si prepara al peggio. Zaia, ci stiamo preparando a dare la precedenza su tutto ai letti di terapia intensiva. Attività ordinarie di interventi sospesi anche negli ospedali della Marca, geriatria svuotata, gli anziani isolati a Vedelago, Benazzi, massima attenzione. Da chi suona il campanello per fare il tampone ai grandi truffatori internazionali che vendono a più stati gli stessi dispositivi, truffata di 500.000 mascherine anche la Regione Veneto. E nella Marca è scattata la gara di solidarietà per il personale sanitario in prima linea, dalle pizze al caffè portati in corsia fino alla stanza d'albergo per riposare qualche ora vicino all'ospedale. Sicurezza per i lavoratori nelle fabbriche ancora aperte, giornata di agitazioni diffuse oggi in concomitanza con l'incontro a Roma, governo, sindacati, l'assessore Donastan, attiviamo gli Spisal. Distanza di sicurezza tra i clienti e rispetto delle norme anticontagio, a Treviso controlli della polizia locale nei supermercati. Carcere di Santa Bona a Treviso dopo le proteste di lunedì dei detenuti su un possibile pericolo contagio dal direttore la conferma, ogni nuovo arrivo viene messo in quarantena. Telegiornale di Treviso, ben ritrovati. In apertura l'aggiornamento dei contagi da coronavirus nella nostra regione, diffuso proprio pochi minuti fa dal bollettino regionale. Sono saliti questa sera a 1673 i contagiati, 78 in più rispetto a questa mattina. I decessi sono saliti a 58 in più rispetto a stamattina, 350 i pazienti ricoverati in area non critica, 108 quelli in terapia intensiva e 103 quelli che sono stati dimessi. 28 dei nuovi positivi si riferiscono a Verona, 11 a Treviso, 9 a Padova, 8 a Venezia, 7 a Belluno, 2 a Vicenza, 1 ad un paziente fuori Veneto, mentre sono 11 quelli per i quali è in corso di assegnazione il focolaio. A Treviso oggi si registrano purtroppo altre 2 vittime, 2 ultrasettantenni ricoverati in terapia intensiva al Cafoncello. Sale complessivamente a 27 il numero di persone che hanno perso la vita in provincia di Treviso. La regione si prepara al peggio, l'ha detto il governatore Zaia oggi nel corso del consueto punto stampa. Dobbiamo dare la precedenza su tutto ai letti di terapia intensiva, ha detto il governatore. Sentiamo. Sospensione con effetto immediato di tutta l'attività chirurgica programmata, dopo vi do il testo, programmata per la quale è previsto il ricovero in terapia intensiva post-operatoria, ad eccezione ovviamente degli interventi indifferibili. Vuol dire che ci vanno in sala operatoria solo con le urgenze, malati oncologici che sono alla fine del loro percorso chemioterapico o radioterapico e quindi sono pronti per essere operati. Ci si sta preparando al peggio, il piano Marshall della sanità veneta è pronto. Il governatore Zaia, nell'ormai quotidiano punto stampa di aggiornamento sull'andamento dell'epidemia, è chiaro, bisogna concentrare tutte le risorse sulle terapie intensive degli ospedali in vista del picco oltre il quale salta la sostenibilità del sistema sanitario. Il tema non è la capacità di operare, chiarisce Zaia, ma di occupare un letto in terapia intensiva. Quindi, salve ovviamente le urgenze, stop agli interventi chirurgici, alle visite specialistiche ambulatoriali, chiusi URP e CUP, prenotazioni da ora solo via telefono o internet, farmaci ospedalieri distribuiti nelle farmacie, sospesa l'attività del Dipartimento Prevenzione salvo urgenze ed attività vaccinali. Noi stiamo lavorando sul fronte delle terapie intensive, abbiamo i nostri 494 posti più altri, insomma ragionevolmente consideriamo di arrivare a 700. Stiamo attendendo una prima fornitura. Noi abbiamo già comprato macchine per conto nostro finché ci siamo riusciti. Dopodiché stiamo attendendo un arrivo di 90 più 12, sono 102 macchine che ho concordato a livello nazionale nella distribuzione nazionale. Ne attendiamo almeno altre 100 e più macchine riusciamo a portare a casa, più postazioni riusciamo a garantire. C'è una grande difficoltà di approvvigionarsi sul mercato di attrezzature e macchinari per i letti di terapia intensiva. La regione, continua Zaia, sta negoziando forniture in mezzo mondo. Siamo attrezzati al peggio, vi ricordo che l'algoritmo ci dice che per i posti base di terapia intensiva con questa curva, se i cittadini non stanno a casa, non controllano e non rispettano le regole e se non c'è una flessione della curva, io mi auguro che ci sia, se questo non accade noi verso
28-26 marzo, secondo il modello, andiamo all'esaurimento dei posti base di terapia intensiva. A quel punto entrano in campo i 150 accessori e poi speriamo di averne attivati altri. Attività ordinarie dunque, interventi programmati sospesi negli ospedali anche della Marca Trevigiana. A fare punto il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi, che parla anche della situazione al centro servizi di Vedelago, dove sono stati trasferiti gli ex pazienti della geriatria. Faremo solo le visite urgenti, le visite entro 10 giorni e nessun altro tipo di visita specialistica, proprio per evitare l'ammassamento negli ambulatori, per evitare il via vai delle persone che di solito afferiscono per fare queste visite specialistiche, che sono gli anziani, che sono le persone più a rischio. Contemporaneamente abbiamo ridotto l'attività chirurgica solo alle urgenze che arrivano ovviamente in ambulanza, direttamente in pronto soccorso, le urgenze chirurgiche, i cesarei. Queste alcune delle linee adottate nelle ultime ore dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, che così dà attuazione alle nuove direttive regionali volte a concentrare le forze degli ospedali contro il coronavirus. Insomma, rimandare tutte le visite non urgenti, quello che fino a poche sere fa era un invito anche dello stesso Benazzi, oggi è un imperativo, non manca un caso pratico. Facciamo un esempio, potrebbe essere un esempio classico, una faringotonsillite molto dolorosa che facciamo fatica a deglutire, con un arrossamento, fatica a respirare, viene vista dallo specialista, il quale fa poi una terapia antibiotica, quindi deve essere fatta velocemente, altrimenti il rischio è poi la persona ci arrivi in pronto soccorso facendo una trafila completamente diversa. Solo queste e niente altro. Tra tutte le situazioni di criticità che comunque si stanno registrando negli ospedali della provincia, massima attenzione è rivolta ai pazienti della geriatria, primo focolaio trevigiano, che dal Caponcello sono stati portati a Vedelago al centro servizi Civitas Vite. L'operazione di trasferimento è stata completata. 32 di questi sono stati mandati, perché ancora coronavirus positivi ma asintomatici, quindi senza sintomi, sono stati mandati, e ringrazio l'OIC di Vedelago, nella casa di riposo di Vedelago in un nucleo a parte, seguiti dagli infermieri e dai nostri medici della geriatria. Questi pazienti resteranno lì finché si negativizza ovviamente la positività e poi torneranno al loro domicilio tranquillamente. Sono in un'ala a parte, quindi con ingresso a parte, e quindi in una situazione di massima tranquillità per gli altri ospiti della casa di riposo. E la Regione del Veneto, lo ricordiamo ancora una volta, ha attivato una raccolta fondi per sostenere il Veneto che lotta contro il virus. Lo vedete in sovraimpressione il numero di IBAN al quale appunto chi volesse può effettuare il versamento. La causale è sostegno emergenza coronavirus intestato a Regione del Veneto. E come in ogni situazione di emergenza c'è anche chi ha il coraggio di approfittarne, a partire dal caso clamoroso delle mascherine che ha visto come vittima anche la Regione del Veneto, sino ai truffatori che suonano al campanello delle persone dicendo di dover fare il tampone. Sentiamo. Un camion di mascherine mai arrivate, 550.000 già pagate al 50% dalla Regione del Veneto. Peccato che quella fornitura proveniente dalla Svizzera era già stata offerta a 3 clienti. Una guerra tra poveri e forse soltanto l'ennesimo tentativo di speculare di fronte all'emergenza, perché quelle mascherine mai arrivate potrebbero essere già sul mercato del web, magari vendute a prezzo d'oro. Oltre a tutti i delinquenti e truffatori che ci sono sul mercato internazionale. 9 offerte su 10 ci chiedono pagamento anticipato al 100% come fossimo dei delinquenti, e 9 volte su 10 c'è il rischio di trovare una truffa dietro a questo. A noi è capitato addirittura che un carico di mascherine di 550.000 mascherine abbiamo scoperto essere stato venduto a 3 realtà diverse, una delle 3 eravamo noi. E così il Veneto, che sa far da sé, potrebbe arrivare ad autoprodurle. L'annuncio è stato dato proprio oggi dal presidente Zaia, che però ha messo fin da subito le mani avanti, perché per l'autoproduzione di dispositivi medici di questo tipo sono necessarie autorizzazioni che potrebbero non arrivare così presto. E dalle mascherine alle speculazioni sui beni di prima necessità
È di questo pomeriggio la denuncia di Coldiretti sulla speculazione sul prezzo del latte. Utilizzando come pretesto la chiusura di bar e ristoranti, ci sarebbe in atto una manovra meschina per pagare a prezzi stracciati alimenti deperibili, la cui produzione non può essere fermata nelle stalle. E poi, se nei comuni e nei quartieri si stanno moltiplicando le azioni di solidarietà dei giovani nei confronti degli anziani con il servizio di spesa a domicilio, ci sarebbe anche chi in queste ore sta promettendo tamponi a casa nel tentativo di farsi aprire le porte. Attenzione ai truffatori, chi chiama pare si presenti come un'operatrice della protezione civile, ma nessuno, tantomeno sprovvisto di tesserino, verrà mai mandato nelle vostre case per questo. La procedura per far eseguire un tampone è ben altra. Ed intanto non si ferma la solidarietà, in particolare sono tantissimi in queste ore i gesti di vicinanza che vengono da tante persone nei confronti soprattutto del personale sanitario dell'ULSS 2 in prima linea. Ecco qualche esempio: una cooperativa sociale che ha donato l'entrata in servizio di un'ambulanza con equipaggio da lunedì prossimo, H24 da Conegliano, il bel gesto di un hotel che si è proposto di alloggiare gratuitamente medici ed infermieri del presidio ospedaliero che ne avessero bisogno. Ancora un'azienda del caffè che ha donato sempre all'ospedale di Conegliano 2 macchine per il caffè con 1000 capsule, e poi delle pizzerie di Paese e Quinto e un'altra ancora di Silea che hanno consegnato gratuitamente i propri prodotti agli operatori impegnati al Caffoncello. Intanto anche al San Valentino di Montebelluna si registra un gesto di solidarietà nei confronti della pediatria, dove una pizzeria ed una gelateria hanno donato le loro golosità ai piccoli ricoverati. Quindi stanno transitando anche sui vari conti correnti che sono aperti dalle ONLUS, come per esempio l'Associazione per mio figlio, donazioni di imprese e di cittadini a favore della sanità trevigiana. E in queste ore sono molti i telespettatori che ci stanno telefonando in redazione per denunciare situazioni promiscue nei luoghi di lavoro. Sono ad essere preoccupati, ovviamente sono soprattutto i familiari, le persone fragili, che quindi potrebbero avere delle conseguenze molto gravi qualora dovessero essere contagiate dal coronavirus. Sentiamo tra le varie testimonianze, questa è la moglie di un lavoratore del settore dell'edilizia terrorizzata per le condizioni nelle quali lavora il marito. Sentiamo. La mia principale preoccupazione in questi giorni è il coronavirus, come penso per tanti. Per me lo è in maniera particolare perché io ho delle patologie che se me lo prendo, vado al creatore, e io ho 60 anni, non ne ho 80, anche se non ha diritto a morire quello di 80 e vivere quello di 60, però quello che voglio dire, io ho 60 anni e io non posso essere intubata. Lei, signora, in questi giorni è particolarmente preoccupata perché suo marito continua a lavorare in una situazione dove non ci sono misure di sicurezza. Non ce ne sono nessuna. Dove lavora suo marito? In un cantiere edile? In un cantiere edile dove sui furgoni vanno in 8, a tavola mangiano in 4, dormono in 2 persone dentro un container, non c'è acqua per lavarsi, se uno vuole lavarsi le mani dopo essere andato in bagno non c'è acqua. Quindi lei dice... Io ho il terrore che una sera viene a casa e me lo porta a casa. Io faccio parte di un'associazione dove ci sono tante di queste persone che hanno le mie problematiche e abbiamo paura.
Ecco, avete sentito la testimonianza di questa signora, proprio il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, laddove appunto si lavora ancora in queste ore, è stata al centro oggi di un incontro governo, sindacati, imprenditori in videoconferenza a Roma, e della questione specifica dell'edilizia si è interessata l'assessore regionale De Berti, che abbiamo sentito proprio oggi pomeriggio nel corso della nostra lunga edizione straordinaria. Sentiamo un estratto dell'intervista. Allora, Assessore, chiaramente è una signora che ha, immaginiamo, abbiamo intuito delle difficoltà personali di salute e stiamo a quello che ci ha raccontato lei. Quindi io volevo dirle, questo è il contesto, se così fosse, appunto, se si può cambiare qualcosa, se lei ovviamente poi invece ha notizie differenti in merito. No, io di questa situazione non ne ero al corrente, attivo immediatamente il direttore della struttura di progetto, l'ingegner Pellegrini, perché faccia le verifiche. Non sono in questo momento in grado di potervi dire la situazione, confermarvi la situazione denunciata dalla signora. Farò fare tutte le verifiche immediatamente. Grazie davvero, è un segnale di grande serietà, Assessore, grazie. E da oggi appunto è stata una giornata di agitazioni diffuse tra i lavoratori, in particolare i metalmeccanici, proprio in vista di questo incontro per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sicurezza si intende naturalmente in relazione all'epidemia di coronavirus. E quindi vediamo oggi che cosa è successo alla Electrolux di Susegana. Abbiamo sentito anche a tal proposito l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzani. Loro sono i lavoratori dell'Electrolux che oggi hanno deciso di restare sul posto di lavoro. Sono circa il 40% del personale dell'azienda metalmeccanica, perché il restante 60% è rimasto a casa. Nel pomeriggio l'adesione allo sciopero è stata più massiccia, circa l'85% dei lavoratori si è fermato. Di fatto per chiedere il rispetto delle norme di sicurezza contenute nel decreto per arginare l'emergenza coronavirus. Sono le loro condizioni di lavoro sotto accusa, situazioni di promiscuità inequivocabili che di fatto mettono a rischio loro e le loro famiglie. Ieri si sono fermati anche i colleghi di Fincantieri per 2 ore, mentre oggi l'azienda metalmeccanica si è fermata per tutto il giorno. Crediamo che quel decreto che ha stabilito che le attività produttive dei reparti produttivi possono rimanere aperti è stato un decreto che ha discriminato i lavoratori, in quanto gli operai stanno nel posto di lavoro, il virus non si ferma alle porte dei cancelli delle fabbriche e gli operai non sono carne da macello, e quindi noi chiediamo che precauzionalmente, per il tempo in cui rimane questo virus che sta colpendo la popolazione, ritenuto altamente contagioso, anche i lavoratori, anche gli operai non indispensabili, delle attività non indispensabili, possano essere lasciati tranquillamente a casa. Indispensabili come le aziende che producono alimenti o dispositivi medici, ma non impianti per la ristorazione o elettrodomestici. Astensione al lavoro della stessa durata anche per l'IRCA di Vittorio Veneto Gruppo Zoppas. 2 giorni di sciopero invece sono stati proclamati alla sede di Oderzo dell'azienda Primo Sole Components, stabilimento che produce componentistica per il reparto automobilistico. Macchine ferme anche alla Stiga di Castelfranco Veneto, azienda che produce trattorini rasaerba. In discussione sono le linee di produzione. Ci sono lavoratori che sono promiscui, lavorano molto spesso a meno 1 metro di distanza, usiamo mascherine, usiamo altre tutele, però non sono sufficienti. In Veneto sono oltre 150 le aziende industriali che hanno scelto autonomamente di fermarsi o ridurre l'attività attivando la cassa integrazione ordinaria. Intanto oggi l'assessore Elena Donazzana, che ha incontrato in videoconferenza le associazioni imprenditoriali e i sindacati, ha ribadito la necessità di tutelare la salute dei lavoratori ad ogni costo, annunciando un'intensificazione dei controlli da parte dello Spisal. Una certificazione di fatto che dovrebbe provenire dagli Spisal, che andranno a fare le verifiche nel caso di controversia, se quell'azienda rispetta o meno quelle che saranno le indicazioni di questo vademecum. Questo è quello che vi posso anticipare.
L'appello dei produttori di latte del Veneto, con gran parte del mercato fermo causa coronavirus. Sosteniamo le stalle che non possono fermare le mungiture comprando il nostro latte. Questo l'appello dei produttori. Sentiamo. L'allarme latte arriva dai produttori del Veneto. Da una parte dagli allevamenti arrivano le mungiture quotidiane, che però non trovano più collocazione nei mercati. Quello estero bloccato per timore di contagio e quello interno per chiusura delle attività di ristorazione. E in queste difficoltà gli allevatori segnalano come invece continuino tranquillamente ad entrare i prodotti esteri a discapito di quelli veneti. È questo quello che ci dà fastidio. Per che motivo gli altri continuano a copiare, a usare il Made in Italy semplicemente perché prende l'aria del Brennero o l'aria del Friuli? Lo diciamo da tanto tempo, non riesco a capire perché noi siamo corretti con gli altri e gli altri non lo sono con noi. Sotto pressione l'intera filiera del latte veneto. Effettivamente, parlando anche con i nostri caseifici del territorio, parlando anche con le nostre cooperative importanti, è una situazione veramente critica e dura. Io spero e confido nel consumatore che faccia la scelta adeguata. Adesso non andiamo a mangiare la pizza, ma la mozzarella la possiamo mangiare anche tal quale. Io credo che anche il consumatore deve iniziare a fare le scelte di qualità. E ora andiamo nei supermercati a vedere com'è andata oggi, appunto dopo l'entrata in vigore delle nuove misure di contenimento dell'epidemia di coronavirus. Da parte della Polizia Municipale sono stati controllati oggi a Treviso 8 supermercati. Vediamo. Da questa mattina lunghe file si stanno accalcando al di fuori dei negozi di alimentari e dei supermercati. Di norma quasi tutte le persone stanno a distanza di 1 metro. Nonostante tutto però sono numerose le segnalazioni che ci giungono in redazione per protestare. Per molti, quando vanno a fare la spesa, le distanze di sicurezza non vengono rispettate. Ecco allora che per far rispettare le misure governative dedicate a limitare i contagi da coronavirus, anche gli agenti della Polizia Municipale di Treviso sono scesi in campo in forze nelle ultime ore. 4 i supermercati controllati stamani, poi i risultati in regola. Le attività di controllo si sono poi protratte anche nel pomeriggio e proseguiranno anche nei prossimi giorni. Certo, i controlli proseguiranno tutti i giorni, soprattutto anche in Borghese. Faremo tutto il giro dei supermercati in modo tale che i supermercati debbano rispettare quella che è la normativa, quindi tutti i clienti devono stare a 1 metro di distanza. Quindi raccomandiamo a tutti i direttori dei supermercati di attenersi scrupolosamente a quella che è la normativa. Con l'avvicinarsi del weekend pare che in tanti stiano facendo una corsa ai rifornimenti di cibo, forse pensando che i supermercati restino chiusi sabato e domenica. Probabilmente non sono state comprese appieno le nuove disposizioni del governo per contrastare l'emergenza coronavirus. È bene ricordare che secondo il decreto dell'11 marzo i supermercati, in quanto fornitori di beni di prima necessità, saranno aperti. Sarà quindi possibile fare la spesa anche nel weekend, evitando file e assembramenti di persone che vanno contro la logica stessa del decreto, che ha previsto l'apertura anche sabato e domenica proprio per evitare disagi. Non c'è alcuna ragione di affrettarsi perché sarà garantito regolarmente l'approvvigionamento alimentare anche nei centri commerciali. Saranno chiusi i negozi delle gallerie, ma resterà aperto il supermercato per i beni di prima necessità. Nuove disposizioni anche per il trasporto pubblico locale. Il presidente Zaia ha firmato oggi 2 ordinanze valide fino al prossimo 25 marzo per cercare di arginare l'emergenza. I provvedimenti impongono di ridurre da domani, sabato 14 marzo, l'offerta di servizi di trasporto sia su gomma che su rotaia. Nelle ordinanze particolare attenzione è stata data ai pendolari, a garantire l'accesso ai presidi sanitari e punti di interscambio. Le società di trasporto del Veneto potranno ridurre anche in modo rilevante i servizi nelle fasce orarie non di punta. Proseguono intanto le misure di disinfezione dei mezzi pubblici già disposte in precedenza. Ed ora andiamo a vedere la situazione del carcere di Santabona a Treviso dopo le proteste di lunedì su un possibile pericolo di contagio, proteste da parte dei detenuti. Il direttore dell'istituto penitenziario conferma ogni nuovo arrivo viene messo in quarantena. È tornata la normalità all'interno della casa circondariale di Treviso.
Dopo le proteste rumorose di lunedì, i timori per un possibile contagio all'interno del carcere vengono smontati dal direttore della struttura. Per fortuna casi non ce ne sono, vengono effettuati scrupolosi triage sui detenuti cosiddetti nuovi giunti, vengono allocati in delle stanze separate dagli altri, si passano i 14 giorni della cosiddetta quarantena e poi vengono ammessi in sezione con le altre persone. Quindi c'è uno scrupolo ben attento, appunto perché non entri il virus in una comunità che di per sé sarebbe protetta in quanto chiusa. Per questo, anche grazie ad una lunga mediazione operata nella serata di lunedì, tutto a Santabona è tornato alla normalità. Una protesta che si è mantenuta nei limiti delle forme pacifiche, è stata seguita anche, come sapete, da un comunicato che hanno fatto congiuntamente i detenuti, quindi c'è stata sì la protesta ma anche la dimostrazione di un certo senso di responsabilità da parte dei manifestanti. Senso di responsabilità nonostante il sovrannumero di detenuti nella struttura. C'è un sovraffollamento sicuramente, il problema si pone sempre costantemente ogni decina d'anni, diciamo, che vengono prese delle misure di deflazionamento delle presenze, poi il problema tende a dimenticarsi, ricomincia a salire la popolazione detenuta. Per questo il direttore conferma la preoccupazione dei detenuti per un possibile contagio. Un'ansia è l'ansia che colpisce. Il problema essenziale è quello, come dicevo prima, di non far entrare il virus in questa comunità. Allora i problemi potrebbero essere ovviamente di carattere sanitario, ma maggiori perché dobbiamo mettere in atto una serie di protocolli specifici. In questi giorni di sosta forzata a casa, Antenna 3 proporrà una serie di momenti di incontro con il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Ogni giorno una riflessione sulla Quaresima, ma anche questo tempo difficile, e da domenica le celebrazioni della Santa Messa anche per il giorno di San Giuseppe e dell'Annunciazione. Una riflessione quotidiana su questo tempo e sulla Quaresima e le celebrazioni della Santa Messa in diretta. Questi momenti di incontro con il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, nella programmazione delle prossime settimane di Antenna 3. Inizieremo domenica prossima alle 15 con la celebrazione dalla chiesa trevigiana di Santa Maria Maggiore e la preghiera alla Madonna Granda. Poi da lunedì ogni giorno alle 8:30 e alle 9:30 un momento di riflessione quotidiana sulla Quaresima in questo tempo di contagio e restrizioni. Ci troviamo ad affrontare tutti assieme un'emergenza che ci ha sorpresi, ci ha colpiti, però insieme col senso di responsabilità e con la scoperta che anche cambiando il nostro stile di vita possiamo essere a servizio degli altri, possiamo aiutare a bloccare la diffusione del virus. È il senso della solidarietà nella responsabilità verso gli altri, il tema del messaggio del vescovo di Treviso a tutta la diocesi. Una prova importante questo contagio nel tempo della Quaresima, che dobbiamo affrontare convinti che presto arriverà la Pasqua di rinascita per le nostre comunità. Per questo la nostra preparazione deve essere soprattutto al servizio degli altri. Siamo tutti utili a tutti, anche tenendoci lontani, anzi proprio perché limitiamo i contatti tra di noi. È una bella responsabilità che ci viene data, è una responsabilità che possiamo avere tutti quanti insieme. Monsignor Tomasi in questo momento si rivolge soprattutto agli anziani e ai più piccoli, con le parole di Papa Giovanni Paolo II. Non abbiate paura, stare a casa non significa essere imprigionati. State a casa, se riuscite pregate, guardate la televisione, telefonate magari ai nipoti o ai figli o a un'amica che sapete che non ha nessuno, a un amico che da tanto tempo non vedevate. Non lasciatevi prendere davvero dallo sconforto, è una situazione dalla quale usciremo tutti assieme. E anche ai bambini dico, a casa giocate, divertitevi, guardate, disegnate, riempite di colori i vostri fogli e riposatevi anche un pochino. Scoprirete che la casa ha tanti begli angoli dove poter giocare, dove poter stare, e portate a tutti il vostro sorriso. Gli adulti hanno bisogno del vostro sorriso e della vostra allegria. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia.
Sono scattati nel bellunese i controlli interforze contro i furbetti delle seconde case. L'attività proseguirà per tutto il weekend. Salve signora. Tornando dal lavoro. Spenga la macchina per cortesia. Allora, patente, carta di circolazione ed eventuale autocertificazione, per favore. Ha preso il via l'operazione interforze denominata State a casa, i primissimi controlli in Sinistra Piave all'altezza della rotonda del Ponte Bailey a Belluno. È qui che sono state intercettate le auto dirette verso il centro città, il Nevegal e Limana. Sono partiti i controlli dei carabinieri e delle forze di polizia che da ieri hanno predisposto un maxi controllo, un maxi monitoraggio del territorio per evitare che durante questo weekend arrivino persone da fuori provincia dirette verso le seconde case. Vedete, ci sono già i primi controlli degli uomini dell'Arma che devono verificare innanzitutto le autocertificazioni di chi si sta muovendo in queste ore. Più di 140 pattuglie monitoreranno il territorio bellunese per tutto il weekend e a sentire soprattutto chi vive nelle terre alte le sanzioni non mancheranno, se è vero come risulta che alla Chetichella in tanti stanno raggiungendo le seconde case adducendo scuse non contemplate dal nuovo DPCM. L'attività disposta e coordinata dalla Prefettura di Belluno vede in campo tutte le forze di polizia, comprese le pattuglie delle municipali dei comuni bellunesi e l'elicottero del 14° nucleo carabinieri di stanza all'aeroporto dell'Oro. La presenza in forze dei militari ha suscitato curiosità fra la gente, eppure qualche moto di stizza fra chi l'ha presa male, incurante della responsabilità penale che comporta il non rispetto della legge. Evidentemente l'ordine di restare a casa, che sintetizza la necessità di evitare al massimo la diffusione del virus, per qualcuno resta incomprensibile. Fortunatamente a prevalere è il senso civico dei più. Ed il Comune di Belluno ha attivato in queste ore alcune iniziative a sostegno della popolazione per il contrasto alla diffusione del coronavirus. La protezione della mascherina è quanto mai fondamentale in queste giornate, vero? Certo, almeno proviamo quel poco che si può. Per se stessi e per gli altri. Esatto. Secondo lei queste nuove disposizioni stringenti sono sufficienti o bisognava fare di più? Io avrei fatto un po' di più. Io vengo a prendere il pane perché normalmente almeno il minimo, però dopo stiamo a casa. Però... È importante stare a casa? Sì, però mio figlio va a lavorare a Vittorio Veneto e allora... Le regole sono regole, ma gli interrogativi fra i cittadini restano. In loro aiuto e a supporto da stamattina il Comune di Belluno ha attivato uno sportello sociale di ascolto che in poche ore ha fatto registrare oltre una 50 di chiamate. Si è trattato nella maggior parte di casi di richieste di informazioni generiche sui comportamenti consentiti dal decreto, cioè le passeggiate, le uscite con il cane, la spesa. A disposizione dei cittadini ci sono educatrici comunali, protezione civile, la polizia locale e il personale della casa di riposo. Oggi Palazzo Rosso ha chiuso i parcometri per il pagamento della sosta. Il provvedimento interesserà tutti i parcheggi a strisce blu della città, ad eccezione delle aree Lambioi e Metropolis dotate di altri sistemi. Domani non si terranno i mercati in centro storico, a Cavarzano e a Castion. Da lunedì prossimo Bellunum partirà con la disinfezione straordinaria di strade e marciapiedi che consentirà di innalzare ulteriormente il livello di sicurezza igienico-sanitaria della città. Contrariamente a quanto deciso per esempio a Ponte nelle Alpi, il Comune di Belluno lascerà aperti i parchi cittadini per le passeggiate e lo svolgimento di attività motoria. Ad ogni ingresso sono stati affissi dei cartelli che invitano a non raggrupparsi. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo e vi ricordo che la nostra edizione straordinaria torna subito dopo. Avremo ospite in studio il virologo Giorgio Palù. Arrivederci, grazie per averci seguito. A tutti una buona serata. Super fresco a Ponte della Priula, negozio fuori dal coro. Super fresco a Ponte della Priula, qualità al giusto prezzo. Bentrovati al meteo. Una perturbazione raggiunge il nostro territorio, ma sarà solamente di passaggio nella giornata di sabato 14 marzo. Vediamo la situazione nel dettaglio.
Sul Veneto sin dal mattino il cielo risulterà molto nuvoloso e coperto, dapprima fenomeni deboli e sparsi, poi via via più diffusi sulla nostra regione. Generale miglioramento entro la nottata. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, valori massimi compresi invece tra 10 e 15 gradi all'incirca. E sarà instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, con cielo grigio e piovaschi un po' dappertutto, anche in questo caso in esaurimento entro la notte. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime oscillanti invece tra i 13 e i 15 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà identica con instabilità diffusa e piogge un po' dappertutto. Temperature minime sui 4 gradi, massime invece fino a 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Amaro Montegrappa, alcol da cereali con erbe ed estratti naturali. Amaro Montegrappa, chiedilo al tuo bar.